mi scusi signorina, volevo chiedere una cosa, ma lei è una contadina, una allevatrice o una pescatrice? Tutti e tre. Tutti e tre? Sì. Ma questo non le crea delle crisi, diciamo, di identità? A volte sì. Perfetto, bene, la ringrazio, però non mi sembra molto preoccupata qua la signorina. Scusa, Alessandro, tu ti occupi di agricoltura, di pesca, lui, Alessandro, è di Coldiretti Pesca. Allora, siamo qua, siamo qui di fronte a Scardovari, siamo qui di fronte alla sacca di Scardovari, qui in Polesine, e loro sono coltivatori diretti della terra, del mare, agricoltori, allevatori o pescatori? Loro fanno un po' di tutto, perché i pescatori diversificano la propria attività con la pesca di specie ittiche, con l'allevamento di molluschi e quindi tutto ciò che questo ambiente ripetibile offre. Ecco, quindi questa cosa interdisciplinare è veramente importante e fondamentale. Qui l'acqua si incontra con la terra e quindi è, come dire, anche dal punto di vista del know-how, cioè della capacità, bisogna essere bravi a fare tutto. E qui fondamentalmente parliamo di allevamento di vongole, ma soprattutto di cozze. Parliamo della famosa cozza di Scardovari, che è una DOP, denominazione di origine protetta. È l'unico prodotto della molluschicoltura che ha avuto questa denominazione in Italia. Bene, allora un minimo di storia, perché dalla storia si capisce come si organizzano le cose. Le alluvioni hanno disegnato questo territorio, l'alluvione del 51 ma anche quella del 66, per cui a questo punto Scardovari, la sacca, assume questa caratteristica. E allora quelli che erano dei pescatori diventano allevatori. Diventano anche allevatori. E decidono qui di allevare le cozze. Certo. Poi esplode la vongola negli anni '80, diventa un altro business, ma noi ci occupiamo della cozza perché la cozza è, diciamo, la coltura, sì, l'allevamento originario e tradizionale. Roberto, sei un coltivatore diretto, come le allevate queste cozze? Cioè il lavoro dell'allevatore, come funziona? Beh, innanzitutto bisogna reperire il seme, che è la parte più difficile e quella dove c'è più sforzo per la parte dei pescatori. Dopo viene appesa... Aspetta, perché il seme è interessante. Allora, la cozza è, diciamo, ermafrodita. Esatto. A un certo punto produce quello che loro chiamano il latte, in realtà è il seme fecondato. Il seme casca e dove si può si attacca e si sviluppa il cosino piccolino. Loro lo prendono e lo attaccate, lo mettete nelle calze? Lo mettiamo nelle calze o nelle reste e vengono appesi i nostri vivai, quindi sono in sospensione nell'acqua, Sì. dove lì avviene l'accrescimento. Diamo un'informazione, la stagionalità. Stiamo parlando di queste cozze allevate qui, che vengono mature appunto, aiutami, tra aprile e maggio. Tra aprile, maggio e giugno. In altri posti, più a sud o più a nord, vengono mature o prima o dopo, chiaramente. Ma queste sono le uniche DOP. Quindi vuole dire che questo territorio avrà qualcosa di particolare, se no non avrebbe senso la DOP. Una volta che arrivano a 5 cm, dico bene? Sì, sono commerciabili. Sono commerciabili, ma non si possono naturalmente commerciare perché vanno pulite, depurate, controllate. Dove avviene tutta questa operazione? Nel centro di spedizione o stabulario che noi abbiamo qui giù. Che per legge, secondo naturalmente le regole della DOP, deve avvenire qui vicinissimo per mantenere il prodotto fresco. Andiamo a vedere come fanno. Eccolo qua. Allora, chi non ha delle crisi di identità è Emanuele, perché lui fa un mestiere solo, lui fa il biologo. Cosa ci fa un biologo qua con le cozze? Domanda retorica. Ci sono dei controlli sia di qualità sia igienico-sanitari sul prodotto, ovviamente prima della depurazione e dopo la depurazione. La depurazione è fondamentale, la depurazione avviene in questo modo, vieni a vedere. Allora, qui lui ha tirato fuori le cozze dal sacchetto e le ha messe in queste vasche. Eccole qua le cozze. In queste vasche fanno la doccia, ma fanno la doccia di un'acqua particolare. Che acqua è? Acqua di mare pulita e sterilizzata, c'è tutto un impianto di sterilizzazione dell'acqua che quindi gli animali possano iniziare a filtrare e purificarsi e essere sicuri dal punto di vista sanitario. Quindi, visto che loro sono dei filtri, stanno per 8 ore qua sotto. Filtrano una grandissima quantità di acqua
parecchi litri d'acqua, quest'acqua è pura e quindi loro si autopuliscono praticamente. Sì, ma non solo l'acqua è pura, ma è acqua della sacca di Scardovare, proprio rigorosamente. Perché la DOP, cioè la denominazione di origine protetta, prevede che sia sempre acqua per garantire le peculiarità organolettiche del prodotto. Ti ringrazio, adesso sta bagnato. Adesso andiamo a vedere come procede la lavorazione, perché appunto siamo qui nel centro di depurazione e di controllo delle cozze DOP. Dunque, abbiamo visto il lavaggio, 8 ore sotto acqua corrente, pulita, ma di mare. E poi c'è questa catena di montaggio, che non è montaggio, più che altro è una catena di smontaggio e di lavaggio. Qua vengono eliminati ovviamente i gusci vuoti, le cozze vengono pesate, vengono selezionate, ecco, guarda qua, in base naturalmente al loro formato, e poi verrà messa un'etichetta per la tracciabilità, che è molto importante. Parliamo allora a questo punto anche di prezzi, perché i produttori di queste cozze di Scardovare DOP riescono a spuntare 70-75 centesimi al chilo. Le altre cozze normali, mi dicono, vengono al produttore 50-55 centesimi, quindi costano di più. A noi, al mercato, costano anche 2 euro al chilo, queste cozze qua. Dove sono i miei amici? Eccoli. Allora, veniamo alla conclusione qua, perché con permesso posso, se no etichettano anche me. Scusa, adesso, visto che non siamo qua, come dire, per pettinare le bambole, me la fate vedere una cozza, la posso anche assaggiare, perché se costa un po' di più deve avere un suo valore. Eccola lì. Allora, eccola qua. Questa è una cozza aperta alla fine del ciclo di depurazione. Bene, questa è stata depurata, è stata 8 ore sotto l'acqua, eccetera. E l'hai presa da questo sacchetto dove ha già il suo bollino, diciamo, per la tracciabilità. Ha già la sua etichetta per la tracciabilità. Allora, secondo il disciplinare, cosa deve avere la cozza DOP? Controlliamo. Innanzitutto tra il peso della carne e il peso totale deve essere di un certo tipo. Superiore al 25%. 25% rapporto, capito, carne peso totale. Dopodiché deve avere un sapore particolare, viene definito delicato, delicato. Ci deve essere poco sale. Ma cosa vuol dire che deve essere palabile e fondente? Non è mica un cioccolatino. No, non è un cioccolatino, però dicendo questo termine si vuole dire che quando la cozza si mette in bocca deve quasi sciogliersi, come fosse un cioccolatino, se vogliamo fare l'esempio per la metafora. E quindi deve essere un sapore delicato e non troppo salato. Ho capito. E non è troppo salato proprio perché l'acqua qui non è troppo salata. Perfetto. Posso? Allora no, diciamo una cosa, guarda, fammela dire in primo piano, le cozze vanno mangiate cotte, però qui in particolare dove le hanno depurate, posso fidarmi a mangiarne una cruda, ma voglio dire, non generalizziamo questo esempio. Posso? Prego. La mangio? Prego. Ma non è una cozza, è un'ostrica. Allora, DOP, le cozze di Scardovare. Vai Ingrid.